Bel derby siciliano con 4 reti, un espulso e diversi ammoniti. Ribera Ragusa finisce 2-2 con i padroni di casa che hanno tanto da recriminare per un paio di occasioni sprecate, soprattutto nella ripresa in 11 contro 10. Brucoleri presenta una squadra a trazione anteriore con il tridente Casisa, Pollina e Omolade. Il Ragusa, ben messo in campo, non rinuncia a fare la partita e al settimo sblocca il risultato. Pannatteri dalla destra crossa per Bonarrico, assist per Foderaro che non sbaglia. Ragusa in vantaggio. Il Ribera accusa il colpo, fatica a rientrare nel match e rischia di subire il secondo gol con lo scatenato Pannatteri. I padroni di casa alzano il baricentro del ritmo partita. Al minuto 18 Buscema tocca con il braccio il pallone ed il guardalinee segnala il rigore all'arbitro. La Posta va nelle proteste degli azzurri. Casisa dal dischetto ristabilisce la parità. Si gioca prevalentemente a centrocampo, il derby rimane in equilibrio ma aperto a qualsiasi risultato. Al 44esimo Casisa sferra un calcetto a Raimondi che porge l'altra guancia. Il guardalinee punisce la reazione del difensore del Ragusa. Il direttore di gara espelle Raimondi. Nella ripresa è il Ribera a fare la partita con maggiore convinzione. Al minuto 55 Ferla devia in angolo, una conclusione di Casisa. Il successivo corner regala il vantaggio ai padroni di casa, inzuccata vincente di Palazzo. Passano 8 minuti e il Ragusa agguanta il pari. Pannatteri inventa un pallonetto che non dà scampo a Infantino. Il Ribera si catapulta nella metacampo del Ragusa e sfiora più volte il 3-2. Al 67esimo ci prova Omolade, palla in curva sud. Poi Casisa in acrobazia e Palazzo non riescono a buttarla dentro. Nel finale altre occasioni per Erbini e Di Miceli, ma il Ragusa esce indenne dal Nino Novara. Al 93esimo rete annullata ad Omolade per fuorigioco. Al nostro microfono il tecnico del Ribera Totò Brucoleri e Giuseppe Anastasi, allenatore del Ragusa. Noi siamo una squadra che delle volte interpretiamo le cose in una maniera intelligente, delle volte in maniera talmente stupida come nell'occasione del pareggio. Perché penso che sul rinvio del portiere è normale che ci sia un errore di valutazione. 2 contro 1 sull'avversario si fanno beffare ingenuamente. E questo rimane il rammarico di una partita che poi, tutto sommato, nel secondo tempo, pur loro essendo in 10 uomini, è normale che l'hanno portato sulla difensiva. Abbiamo impostato la partita sicuramente, come dice lei, per vincere la partita. Anche perché tutti quanti mi dicono che il campo non è buono, il campo è impraticabile, il campo è buono, il campo è perfetto, è un campo in terra battuta a tutti gli effetti. Ma è un campo dove penso che noi, che siamo un po' più grandi, ci abbiamo sempre giocato. Sicuramente rispetto agli altri campi è un campo dove visivamente è diverso, ma è un campo a tutti gli effetti. Io non capisco la difficoltà che possono avere le altre squadre in questo campo. Sicuramente il Ribera, allenandosi in questo campo, quindi avendo le misure del campo, avendo la visione, la visuale del campo, magari ha qualcosa in più rispetto a qualche altro.